Nel 2022 i nati in regione sono stati 31.706 contro i 32.771 del 2021, vale a dire 1.065 nascite in meno sull'anno precedente, molto peggio della media nazionale. Nel 2011 erano 45.382 le nascite, quindi parliamo di 13.676 bambini in meno in 11 anni, una cifra che è pari agli abitanti di una cittadina di medie dimensioni. Un calo demografico che non risparmia nessuna provincia del Veneto, meglio, un calo delle nascite. Va peggio di tutti alla provincia di Padova, che tocca un meno 7,65%, seguita da Venezia con un meno 4,31%, Belluno meno 4,25%, Rovigo meno 0,5%, Treviso meno 1,98%, Vicenza e Verona meno 2,7% e meno 3,26%. La media di calo delle nascite a livello nazionale è invece pari al meno 1,9%, insomma quasi tutte le province del Veneto vedono un calo superiore a quello della media nazionale. Secondo il demografo padovano Giampiero Della Zuanna, bene l'impegno della regione e anche del governo per la lotta alla denatalità e soprattutto bene il sostegno al lavoro femminile, ma tutto questo non basterà, perché serviranno ancora e comunque persone migranti provenienti dall'estero. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Sono Jack Calcetto. Oggi è venerdì 21 aprile 2023. La prima notizia del giorno riguarda il calo demografico, l'emergenza denatalità con i 1.000 bambini persi all'anno. La notizia sul Corriere del Veneto con il commento e l'intervista ad Angela Maria Toffanin, ricercatrice del CNRR, lavora all'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, al CNR di Padova, appunto, ha 2 figli. Secondo l'Istat il 45,4% delle donne italiane tra i 18 e i 49 anni non ha bambini e il 22% non intende averne. Perché? Chiede l'intervistatrice Michela Nicolussimoro. E allora le risposte di Angela Maria Toffanin: è difficile conciliare i tempi di lavoro e di cura dei figli, ora ci vuole un cambio di mentalità e di priorità, si deve predisporre un più articolato sistema di congedi per maternità e paternità, il 49% degli uomini dichiara di voler passare più tempo con i bambini, le donne desiderano fare carriera, essere libere da responsabilità di cura, poter disporre di più tempo libero. Metà degli italiani pensa ancora che spetti all'uomo portare a casa lo stipendio, però, sottolinea la ricercatrice. E allora forse non basteranno i 28 milioni di euro del piano regionale per il sostegno alle famiglie con interventi sui bambini e sulla popolazione anziana. Forse serve invece un intervento strutturale, appunto, anzitutto a sostegno del lavoro femminile e della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura e anche del tempo libero, naturalmente. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi ancora il tema del calo della natalità, sempre ricordiamo persi 1.000 figli all'anno in Veneto. E c'è una polemica lanciata dalla opposizione in Consiglio regionale, dal Partito Democratico. Leggiamo il titolo: denatalità in Veneto, bivio lavoro famiglia. Le parole del PD: sgravi fiscali inutili se resta il gender gap. Qui praticamente si parla della proposta avanzata a livello nazionale dal ministro Giorgetti in particolare e dal sottosegretario padovano Massimo Bitonci di appunto introdurre un bonus fiscale a favore di quelle famiglie che hanno più figli, una proposta che secondo il Partito Democratico e in particolare secondo la consigliera regionale del PD Vanessa Camani ha particolari limiti. Dice brutale strumentalizzazione.
Così definisce l'intenzione del governo di inserire sostanziosi sgravi fiscali a beneficio delle famiglie con almeno 2 figli. Questo perché in una regione come il Veneto, con un gender gap ancora lontano dall'essere superato, appunto, la proposta rischia di avere forti limiti. Secondo uno studio della CGIL, nel 2022 la media dei redditi dei lavoratori uomini era di 26.238 euro, appena di 22.199 tra le donne, quindi una differenza di 4.000 euro annui. Lo stesso delta tra i pensionati: 1.778 euro per gli uomini, 17.780 per gli uomini, 13.558 per le donne. I contratti sono gli stessi, ma lo stipendio a fine mese è diverso, sottolinea Vanessa Camani, che in Veneto, in Consiglio regionale, ha promosso una proposta di legge sulla parità retributiva per istituire un registro delle imprese virtuose, proposta che ora è diventata legge in attesa di essere applicata da parte della giunta regionale. Il reddito medio di lavoratori e lavoratrici è ancora troppo distante. Camani dice si punti su welfare e servizi, oppure la proposta del governo è una pura strumentalizzazione. E ci sono anche le dichiarazioni della CGIL: la proposta del governo sarà soprattutto a sostegno delle famiglie dai redditi elevati. In Veneto gli uomini che lavorano sono quasi il 16% in più rispetto alle donne, un dato tra i più bassi tra le regioni italiane. Quello della partecipazione femminile al lavoro. La natalità, dice Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL, è incentivata dall'occupazione femminile. Le donne sono ancora costrette a sacrifici sul lavoro per gestire la famiglia. Insomma, questo il quadro sulla denatalità. Tornando sempre al dato iniziale, persi 1.000 bambini all'anno in Veneto. Voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che ha dell'incredibile. Il sindaco di Venezia si scaglia contro la trasmissione Report e la definisce lo schifo d'Italia. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi: una domanda ritenuta fuori tema sull'evoluzione delle vicende giudiziarie collegate a un ex socio della Misericordia SPA, un project financing di Luigi Brugnaro quando ancora non era sindaco, e poi la risposta appunto da parte di Brugnaro al giornalista di Report che aveva posto la domanda: siete lo schifo d'Italia, in cui lo schifo sarebbe proprio la trasmissione Report di Rai 3. È successo ieri alla presentazione del progetto del parco tecnologico dell'ospedale al mare del Lido. Prima Brugnaro ha liquidato la domanda di Walter Molino, giornalista di Report: è tutto in regola, verifichi pure con antimafia e prefettura. Quindi ha ripetuto 2 volte: siete Report, siete lo schifo d'Italia, seguito peraltro dagli applausi della sua maggioranza, sottolinea il Corriere del Veneto. Il tema ieri a Caffarsetti era appunto il Lido, anche se a onor del vero era stato lo stesso sindaco a citare la scuola grande, quindi la vicenda su cui si è concentrata poi la domanda del giornalista di Report Walter Molino. La notizia anche sulla Nuova Venezia: Brugnaro non gradisce la domanda e attacca Report: siete lo schifo d'Italia. L'inviato del programma di Rai 3 e i chiarimenti sulle quote sequestrate per mafia alla Misericordia, questa era la domanda. Sigfrido Ranucci, giornalista conduttore di Report, dice e ha scritto in un post su Facebook: il nostro Walter Molino ha domandato al sindaco se il comune di Venezia abbia mai chiesto alla prefettura di aggiornare la pratica antimafia sulla società SVM, che ha ristrutturato e oggi gestisce con concessione quarantennale la scuola grande della Misericordia. Soci della SVM erano la Umana di Brugnaro e il consorzio Aedars di Pietro
Tindaro, Mollica nel 2015. Mollica è stato arrestato e gli furono sequestrate le quote della SVM che oggi sono in mano all'Agenzia per i beni confiscati alle mafie. Brugnaro, da sindaco di Venezia, si ritrovò ad essere al tempo stesso il concedente l'immobile e il concessionario attraverso Umana, ma per Brugnaro il problema è Report. Era una domanda su un argomento importante di interesse pubblico a un amministratore pubblico fatta anche con garbo. In questo paese fare giornalismo è diventato sempre più complicato. L'intolleranza alle domande dei giornalisti ha superato i limiti di guardia. Queste le parole di Sigfrido Ranucci sulle pagine della Nuova Venezia. Dura anche la reazione dell'ordine dei giornalisti. Il presidente Carlo Bartoli parla di un commento disgustoso del sindaco di Venezia che insulta un giornalista di Report colpevole di aver rivolto una domanda nel corso di una conferenza stampa. Qualcosa in effetti di incredibile. E sempre sulle pagine della Nuova Venezia si legge che mentre il sindaco pronunciava quelle parole, lo ripetiamo, siete lo schifo d'Italia, rivolte al giornalista di Report, in sala oltre agli applausi c'è stato anche un brusio di sottofondo con tanto di vergognati comunista e vai a casa. In questo modo è stata accolta la domanda del giornalista di Report dalla sala in cui si svolgeva la conferenza stampa. Prese di posizione di condanna anche nel mondo politico. Gianfranco Bettin, consigliere comunale di Venezia: in nessun caso è giustificato l'insulto e il disprezzo per la libertà di informazione e per il lavoro giornalistico, così l'esponente di Europa Verde. Monica Sambo del Partito Democratico: Brugnaro non accetta che si chieda conto della sua attività economica e dei suoi rapporti imprenditoriali. A chiedere le scuse di Brugnaro anche la consigliera regionale dei 5 Stelle Erika Baldin e l'onorevole del PD Rachele Scarpa. Parole non degne di un sindaco, ora chieda scusa. Questo per quanto riguarda la vicenda davvero preoccupante e le dichiarazioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha detto al giornalista di Report: siete lo schifo d'Italia. Queste le parole rivolte a Walter Molino nel corso di una conferenza stampa. Proseguiamo la rassegna di oggi e anzi la chiudiamo con le ultime 2 notizie flash. La prima sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi: la sfida dello sviluppo in regione. Si parla di lavoro, si parla di immigrazione e c'è Massimo Cacciari, filosofo e già sindaco di Venezia, che replica e che punge come sempre rispondendo alle parole del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Quanto detto da lui è un'idiozia. È molto grave che un ministro della Repubblica ragioni in termini di sostituzione etnica. Così dice Cacciari: è un messaggio arcaico perché le civiltà si contaminano, si impregnano l'una dell'altra, le nostre lingue sono il prodotto di queste contaminazioni, come le nostre culture. L'idea di poter essere individui nell'accezione di poter avere un'identità che è soltanto nostra è pura idiozia nel senso letterale del termine. Idiota in greco vuol dire uno che pensa di avere un mondo tutto suo. Questo il commento pungente come sempre di Massimo Cacciari all'espressione usata dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida per definire un possibile effetto dell'immigrazione a fronte della denatalità in Italia. Appunto l'espressione utilizzata è quella della sostituzione etnica. La crisi delle nascite, prosegue Cacciari, è un problema importante, ma non c'entra con quello che intende Lollobrigida. Il fare o non fare figli dipende dalla situazione dei servizi o da condizionamenti sociali generali e in minima parte dal reddito, come dimostrano le ricerche demografiche. Gli storici delle civiltà sanno che una tendenza così accentuata a non fare figli è sinonimo di difficoltà, è un sintomo di difficoltà se non di crisi di una civiltà, ma non è legata all'espressione proferita dal ministro. E infine l'ultima notizia di oggi di cronaca sul Corriere del Veneto: i sub della Finanza hanno trovato 850 kg di cocaina nascosti in una nave
arrivata a Venezia, la scoperta delle fiamme gialle nei condotti dell'aereazione. Il bastimento arrivava dal Brasile. 570 i panetti di cocaina scoperti dalla Guardia di Finanza nella nave porta container arrivata a Venezia appunto dall'America del Sud. I panetti di droga erano contrassegnati, leggiamo, dall'immagine di un giaguaro, l'articolo di Antonella Gasperini per il Corriere del Veneto di oggi. E anche per questa settimana è tutto. Sveglia Veneto torna lunedì prossimo. Nel frattempo auguro a tutte e tutti voi un buon fine settimana.